Buonasera a tutti ragazzi, questa è la previsione per domani, 29 novembre 2019. Come potete vedere in tutta l'Italia quasi a nord non c'è proprio nulla, quindi sereno su Lombardia, sul Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia e Romagna, quindi diciamo che un po' di maltempo in effetti ci sarà da Roma fino, diciamo un po' tutta la Calabria fino a qua giù. Diciamo maltempo, può piovere e non può piovere, diciamo che è così in effetti, quindi come oggi. Ciao Carolina, quindi sarà diciamo piuttosto nuvoloso con piogge come sta facendo oggi, piove, smette, diciamo che purtroppo dal Toscano, diciamo metà Toscana qui, Abruzzo pure fino a qui giù, il tempo si manterrà. Ciao Jasmine, un po' nuvoloso, piove, quindi un po' così così. Invece nel pomeriggio, ciao Jasmine, ciao Carolina. No, no, è il sole nuvoloso mo adesso qua. Poi per la sera, ragazzi, tutta l'Italia è quasi bella pulita pulita, a parte da Napoli a scendere sempre giù verso la punta della Calabria, Sicilia, Sardegna è bella pulita, tutta l'Italia è tutta bella pulita, quindi no, 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 eccola qui, te la faccio vedere, vedi? È bella pulita pulita, vedi? No, no, la di Sicilia no, zero, no, no, neanche a nord. Vedete, purtroppo non entra nel cellulare intero, però dappertutto, diciamo, Sardegna, Sicilia, diciamo, ci sta questo un po' di maltempo da Napoli a scendere giù, quindi può piovere eppure no, quindi è come viene poi, come è stasera, vedi, stasera nuvole, ciao avvocatella, piove, si ferma e fa sempre così, però non sta facendo proprio forte. Poi in serata, diciamo in tardi, diciamo verso le 11, ciao Orto. Sì, il vento sì, ci sarà un pochino, ma nulla di che, però solo la parte dove ho detto il maltempo, quindi sopra no. Poi vedete, è rimasto solo un pochino qui e basta. Invece in Albania, ragazzi, vedete come piove brutto. Ciao Alessandro, anche che lì stanno facendo i soccorsi, come potete vedere qua, ragazzi. Questa è l'Albania dove stanno facendo tutto, già stanno sotto le macerie, poi la pioggia pure si sta mettendo. Sì, sì, ma pure qua, grazie. Prima ha fatto tanta pioggia stanotte, poi ha smesso, poi ha cominciato, poi ha smesso, ma ha smesso di nuovo, non si capisce proprio nulla più. Quindi diciamo che è tutto un casino proprio come dico io, però domani in tutta Italia, ragazzi, non ci dovrebbe stare nessun problema. Quindi ecco qua, questo è quello delle 9 della mattinata. Vedete da Roma a scendere giù, quindi queste nuvole, maltempo, poi nel pomeriggio rimane giusto da Napoli a scendere giù. Sì, sì, ma neanche qui sta solo nuvoloso. E poi in tarda serata alle 11, ragazzi, è rimasto giù un poco poco in Calabria, ma nulla di più. Quindi credo che domani perlomeno, diciamo, il centro e il nord non pioverà. Quindi ho visto già, in effetti ho visto già avanti con il tempo, in effetti quando ho detto sabato e domenica arriva una bella perturbazione anche con la neve e difatti ho controllato prima ed è vero perché proprio arriva una perturbazione da questa parte qui e salirà fino al Friuli Venezia Giulia, quindi ci sarà sabato e domenica a nord maltempo. Già l'ho visto, però è meglio aspettare diciamo a domani, così è più preciso. Quindi però già ho visto una prima proiezione, quindi domani è, poi sabato e domenica ragazzi mettiamoci l'anima in pace che perlomeno a nord pioverà, quindi non è una cosa del sud, ma al nord e al centro sì, perlomeno dalla proiezione che ho visto stasera, poi può darsi pure che domani cambi un po', però di solito non cambia, quindi credo che rimarrà così, anche perché mancano poi 24 ore, quindi 48 ore, è più che probabile, diciamo 80% di probabilità. No, no, non pioverà domani, no, no. È solo nuvole come puoi vedere, vedi è blu, quindi può piovere, vedi?
e questa è la mattinata. Solo in mattinata, diciamo dalle ore 9 fino alle 12, potrà forse piovere, diciamo dove sta questo blu. Sì, sì, hai visto quella perturbazione sull'Albania, ci sta ancora, ragazzi, eccola qui. Dalla vostra destra, che perturbazione, guarda. Diciamo tutta questa qui, ragazzi. Questa è tutta l'Albania, qui è dove, diciamo, stanno scavando nelle macerie, quindi un casino davvero. Eppure nella notte non cambia nulla, vedete, ancora su Sarajevo. Allora, io so, precisamente avevo letto prima, 39 morti e 750 feriti per il momento, quindi sono accertati 39 morti, quindi è salito ancora il... sta a Ponzone, per il Biella, sì, loro no, non piove da te, Alessà. Quindi diciamo che il recuperare le persone sotto le macerie, secondo me è un casino adesso con tutta quest'acqua che sta facendo lì. Diciamo che è così, ragazzi. Friuli Venezia Giulia domani è pulitissimo, ragazzi. Lombardia, Piemonte, tutte le parti, diciamo, centro e nord. Un po' l'ho detto sulla zona tirrenica, da Roma a scendere alla Calabria. Già dall'altra parte il lato Adriatico nulla proprio, quindi è solo un pochino in mattinata questo tratto qui. Eccolo qui, il lato tirrenico da Roma a scendere fino giù, sì, sì, alla Calabria. Poi sopra al centro e al nord, ragazzi, potete stare proprio tranquilli. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata a tutti. Ci sentiamo dopo un altro video e vediamo che cosa fare. Quindi voglio trovare qualche cosa di sfizioso, qualche video nuovo, qualche cosa di particolare. Vediamo che riusciamo a trovare. Quindi faccio un aggiornamento sui terremoti. Vediamo come sta messo l'INGV e l'SMC. Guarderò tutte e due e poi faccio semmai un aggiornamento sui terremoti. Faccio una cosa più utile. A dopo ragazzi e buona cena a tutti.